Giuseppe Caramazza, Agrigento Lions host, oggi un'iniziativa, una serata, una pericena di beneficenza dopo la passeggiata alla Scala dei Turchi. Sì, abbiamo voluto proporre questa pericena di solidarietà per i profughi ucraini che vivono nella nostra provincia e hanno tanto bisogno. Questa serata al Club Nautico Punta Piccola, in collaborazione con questo club, organizzata all'atere dell'evento la terza passeggiata veloce della salute. Abbiamo voluto rivivere qualche momento proiettando un video trailer, alcune del prezzo dello spettacolo che c'è stata con i vari artisti che si sono esibiti. La serata è riuscita molto bene, molto partecipata. Ringraziamo il Club Nautico Punta Piccola per averci ospitato e collaborato in questa iniziativa benefica. Achille Furioso, oggi una pericena raccolta fondi per solidarietà che segue anche la bellissima iniziativa che avete fatto a Scala dei Turchi con un video che avete proiettato, una serata in collaborazione anche con altri partner, con un fine sicuramente molto lodevole. Sì, continua l'attività di beneficenza, continua il coinvolgimento della gente, continua la generosità della gente che oggi è venuta veramente molto numerosa e ad assistere a questa bellissima manifestazione in cui abbiamo rilanciato la beneficenza nei confronti di queste famiglie che sono ospiti qui ad Agrigento, ospiti del Club Nautico di Agrigento Punta Piccola, del presidente Salvatore Rampello, che per questa occasione si è gemellato con l'Agrigento host di Giuseppe Caramazza. Un'occasione importante per ripromuovere i valori della beneficenza, dello stare insieme, dell'accoglienza e tutti i valori lionistici che caratterizzano l'attività di questi club e che servono anche per promuovere le bellezze del nostro territorio, l'associazionismo e certe location che sicuramente nel nostro territorio agrigentino non mancano. Presente a questa iniziativa qui del Club Lions Agrigento Host, un'interessante iniziativa a scopo benefico, cui tra l'altro l'occasione perché lei ha annunciato un premio importante dedicato a Pirandello nella sua città natia. Sì, io stasera sono qua, sono lusingato di essere ospite del Lions Club di Agrigento, è una serata di beneficenza, quindi anch'io ho sentito il dovere di partecipare. Parli tu di Pirandello, il 28 giugno ci sarà l'anniversario della nascita di Pirandello. Pirandello ad Agrigento non è mai stato festeggiato in nessun anniversario, è un premio Nobel nel 1984, lui riceve il premio Nobel 2 anni prima della sua morte e penso che sia doveroso fare qualcosa di forte, di importante, che rimanga per sempre. Non voglio dare altre notizie perché siamo ancora in cantiere, stiamo cercando di raffinare le ultime cose. Spero al più presto di darvi una notizia più Una bella serata oggi con il Lions, una serata di beneficenza. Voi avete messo a disposizione il club. Sì, noi abbiamo messo la struttura a disposizione del Lions Club Agrigento Host perché abbiamo ritenuto che questa attività meritasse la nostra attenzione e noi siamo un'associazione sportiva che opera nel territorio agrigentino, ci occupiamo di vela, facciamo vela da quasi 50 anni in questo territorio e tutte le iniziative che riguardano il nostro territorio, il mare, la natura, per noi meritano grande attenzione. Pertanto quando il presidente Caramazza ci ha proposto di ospitare questo evento per ricordare la passeggiata che si è fatta alla Scala dei Turchi, siamo stati ben felici. Una serata interessante cui la Firriato ha voluto promuovere i propri vini e offrire questo contributo destinato anche alla raccolta fondi da parte del Lions per la solidarietà. Sì, che dire, Firriato non poteva mancare, io ringrazio Lions che mi hanno dato l'opportunità di partecipare appunto a questa iniziativa lodevole dove il volano principale è l'amore come dicevo prima per il prossimo, quindi abbiamo voluto portare questa sera due vini, un bianco e un rosso, il Baiamore, quindi il bianco dei bianchi per quanto riguarda il bianco e il rosso dei rossi per quanto riguarda il rosso. Bianco dei bianchi proprio perché è un matrimonio praticamente perfetto tra tre vitigni che sono l'Insolia, lo Chardonnay e il Viognier. Invece per quanto riguarda il rosso dei rossi abbiamo il Frappato, il Syrah ed il Merlot.
quindi ringrazio veramente Lions per questa opportunità e spero di partecipare ad altre, insomma, perché iniziative di queste dovrebbero essere molto